Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buondì. Immanuel Kant, un pensador tedesco, un grande, diceva che dos robis los maraveavin, la coscienza dentro di lui e il ciel stellato parsore di lui. E si può dare pensare alla coscienza come un ciel stellato, la che di fatto è puntinade dai valori che buttano la loro luce sui pensieri. C'è che l'importante però la coscienza è di pensarsi di vele e di ascoltare e anche di educare, di farle diventare sciore. E la più bella educazione di coscienza è proprio la parola di Dio. Perché vedete, la coscienza è la condizione per essere liberi, perché si può inchioccare la coscienza, si può distudare la coscienza, si può vendere la coscienza. Invece se tu dipendi da tua coscienza, tu arrivi a essere te stesso, tu arrivi a essere liberi, che se non tu hai coscienza, tu diventi fotocopie, brutte copie di chi altri. Buone giornate e buone vite.